l'hai scritta tu, va bene, tutto, ok, abbiamo chiesto l'autorizzazione, ho fatto una nuova versione, ma non c'è bisogno di accanirti così tanto, magari rispondere alla gente, dire mi sono rotto cazzo, la canzone l'ho scritta io, l'abbiamo capita, non ti devi soffermare sull'apporto volontario, pensa a scrivere altri successi. Io ho fatto Porto Lontano così per passare tempo, però devi ricordarti che tu dopo un anno e mezzo, quasi 2 anni, ancora avevi fatto 1,5 milioni di visualizzazioni, ora ne hai 6. Però devi pensare anche che quando la versione è uscita, tu ne avevi 1,5 milioni in un anno e mezzo e in 6 mesi hai preso a 3-4 milioni grazie a me, perché ne ho fatti 3,5 milioni in 5 mesi, 6 mesi. Quindi dobbiamo anche dire questo, giusto? Con tutto ciò non te la devi prendere con le persone, se le persone ti scrivono sotto ma non è la canzone di Andrea Z, io non posso farci niente. C'erano posti sicuramente dove non conoscevano bene la canzone, la conoscevano magari solo a Napoli. Io ho fatto una cover, abbiamo chiesto dopo. Quindi non c'è bisogno di accanirti, perché sinceramente pensavo fossi un ragazzo più serio. Anzi, per me sei un ragazzo serio, ma non ti perdere su queste cose, perché sei una persona abbastanza matura, non sei un ragazzino, ok? Ti mando un bacio, ciao. Poi comunque voglio precisare comunque a tutti che visto che lo stai facendo talmente tante volte sto video che dice la canzone è mia, mi sono rotto cazzo, ok, va benissimo, è tua. Io ho fatto una versione diversa, nel senso mi sono preso il ritornello, abbiamo chiesto l'autorizzazione, l'abbiamo scritto di sotto, cover, quello che è, ma c'erano persone che comunque non la conoscevano e l'hanno conosciuta anche grazie a me. Cioè, nel senso, quando io l'ho fatta avevo 1,5 milioni di visualizzazioni, non è che con 1,5 milioni di visualizzazioni è un successo in tutta Italia, cioè 1,5 milioni non è niente. Cioè io 2 milioni, 3 milioni ce l'ho nelle canzoni più stupide, quindi non reputo una canzone di successo con 3 milioni, per farti capire, è una canzone magari ascoltata, ma non è una canzone, quando l'ho fatta non era una canzone di grandissimo successo, perché avevo 1,5 milioni l'autorizzazione, quindi non c'è bisogno di prendertela e scrivere su TikTok la canzone è la mia, ok, l'abbiamo capito, io ne ho migliori di questa, ne ho 2000, io ti auguro di scrivere a tanti altri successi, ma io ho canzoni che raggiungono anche 25 milioni, no 6 milioni. Quindi non è che mi soffermo a questa canzone, ne ho tante, cioè ma per il repertorio che ho nemmeno ci arrivo a cantare le canzoni tutte, quindi non ho bisogno di Porto Lontano, quella mi fa da bagaglio, nel senso così la metto nel mezzo della serata e la canto, stop, ma è una canzone così per me riempitiva, tutto qua, ok? Non ti perdere a queste cose, non rispondere alle provocazioni, non dire nemmeno parolacce su cose stupide, ok? Un bacio. Anzi, aspetta, perché non avevo sentito bene quello che avevi detto nel tuo TikTok, buffo e ridicolo. Perché ripeto, io quando ho qualcosa con qualcuno chiamo, io da uomo chiamo, sai, è così. Non è che fai TikTok per farti pubblicità, per far parlare alla gente. Io ti nominerò sicuramente, ma tanto pubblicità, anche se essendo il tuo nome, figurati, non farei niente, perché con una canzone che puoi fare concerti o tanto altro. Quindi, tu che dici che canta Porto Lontano su tutte le pezzotte, cioè, ma hai perso proprio, hai fatto una caduta proprio.